Buongiorno a tutti, itinerario del giorno: Bassano del Grappa, Lusiana Congo, Asiago, Cogoglio del Cencio, Arsiero no perché non c'è la strada per andarci, passeremo per Schio, Pian delle Fugasse, Eremo di San Colombiano, Strada dell'Africca, Lago di Cardonazzo, Valsugana, birreria Cornale o quello che è a Enego, e poi torniamo indietro a Bassano. Finito tutto quanto dobbiamo anche tornare indietro a Chioggia, quindi avremo da fare un bel giretto. Tutto quanto qui. Interrompo il video perché al solito mancano 56 km alle strade interessanti e mancano 56 km ad arrivare a Bassano del Grappa, dove inizierà il giro. Bene, chiudo qui il video, ciao. Bene, siamo arrivati a Bassano del Grappa, non siamo proprio in centro ma già si iniziano a vedere le montagne. Adesso seguiamo per Lusiana Conco e dopo andiamo su verso Asiago. Ok, attendiamo di vedere delle belle stradine per fare qualche ripresa. Bene, siamo a Contra San Michele, mancano 15 km a arrivare a Lusiana Congo e dopo andremo su verso Asiago. La strada sembrerebbe promettere bene, quindi registriamo un po' di video e avanti. Tiriamo giù la visiera sperando si senta un po' meglio. Allora, ho due nuovi giocattoli per la moto. Uno ho comprato su AliExpress una decina di protezioni per il microfono antivento, quindi dovrebbe sentirsi meno il vento quando registro l'audio. Iniziano le strade con le curve. Altra novità è qui il portacellulare da moto, perché l'altro è andato rotto, quindi sono stato costretto a cambiarlo, considerato che mi perdo dietro casa, meglio avere sempre il navigatore a portata di mano. E adesso concentriamoci un pochettino su tutte quante queste curvette. La strada sembra molto ma molto divertente. La faremo sempre con la nostra calma, anche perché oggi c'è relativamente molto traffico. Infatti oggi è sabato 25 aprile 2026, giornata di festa. Primo tornante della giornata. Qui inizia un pochettino di traffico come previsto, ma tanto noi non abbiamo fretta, abbiamo tutta la giornata libera. Strada frequentata anche da moltissimi ciclisti, quindi vuol dire che deve essere una bella strada da fare. Eccone qua davanti a me un altro paio e iniziamo a salire. Oggi l'idea è quella di fare strade con tutte curve, con un circuito che mi porterà più o meno dalle parti del lago di Garda, un po' prima del lago di Garda, per poi tornare indietro dalla montagna. Terzo tornante a destra. Quarto tornante.
e andiamo sempre più in alto. Alla mia sinistra si vede, direi pianura padana. Quinto tornante, così ci alleniamo un pochettino anche a fare i tornanti. Asini, mettiamola prima ed è fatto anche questo tornante qua. Superiamo gli ennesimi ciclisti. Ammetto che non so se avrei le gambe per fare queste salite. Pradipaldo, e andiamo a prendere le macchine che abbiamo qui davanti, o almeno tentiamo di andare a prendere le macchine che abbiamo qui davanti. Settimo tornante, noi mettiamo la prima e andiamo con la nostra calmina. Ottavo tornante, fine di Pradipaldo, Marostica. Nono tornante, sempre in prima con la nostra calma, ed è fatto anche questo qua. Decimo tornante, allarghiamo un pochettino, andiamo a stringere ed è fatto anche questo tornante qua. Kawasaki Versys 650, conosciuto un pochettino da tutti quanti i proprietari perché in basso ha un forte effetto on off, quindi sui tornanti è un pochettino fastidiosa da guidare. Infatti il motore borbotta un pochettino. Comunque ci adeguiamo e facciamo tutto quanto. Nel frattempo abbiamo raggiunto le macchine che avevo davanti. Lasciamo passare questi motociclisti che vanno più spediti e che magari conoscono anche le strade meglio di quelle che le conosco io. Sorpassato anche il carro funebre, andiamo avanti e vediamo cosa ci propone la strada. Asiago sempre dritto, Tortima, Fontanelle. Qui, se non sbaglio, abitava qualche mio parente, non so dove, comunque abitavano più o meno qui. Benzina ne abbiamo un po' più di metà, quindi andiamo avanti e proseguiamo per Asiago. Asiago Conco. Sono le ore 9:50. Qui l'asfalto cambia in meglio, speriamo resista così fino alla fine. C'è un leggero frescolino, proprio appena.
Qui zona poco trafficata, almeno al momento non c'è praticamente nessuno tranne qualche ciclista. E siamo arrivati a Congo e continuiamo sempre dritti per Asiago. Fermiamoci qui un attimo a Congo e impostiamo Asiago in modo da seguire la nostra bella cartina. Siamo arrivati più o meno qui. E siamo arrivati in centro ad Asiago. Ora procediamo verso Cogoglio del Cengio. Vediamo un pochettino qual è la strada da seguire e partiamo. Ok, abbiamo da affrontare un po' di curve e abbiamo appena passato una trattoria barra bar strapiena di motociclisti, quindi andiamo avanti. Ok, penso di aver ripreso il motociclista che mi ha sorpassato su una ruota sola. Vedremo questa sera se avrò la ripresa oppure no. Io nel frattempo continuo con la mia solita calma, tanto nessuno mi corre dietro ed ho tutta la giornata libera. Settimo tornante in discesa questa volta. Quinto tornante, immagino che prima o poi arriveremo anche in pianura. Terzo tornante. Quasi il ginocchio a terra, ripreso anche questo. Oggi è giornata in cui il mondo del motociclismo si sta scatenando su queste strade. Strada tra l'altro bellissima. Altro tornante, non so che numero sia, non c'è scritto. Ah, secondo tornante, ok, quindi ipotizzo me ne manchi uno e poi la strada dovrebbe diventare un pochettino più rettilinea. E primo tornante, quindi con i tornanti dovremmo avere finito. Si sente la temperatura che è anche salita perché siamo scesi un po' di quota dai circa 900 metri a cui eravamo prima. Qui rallentiamo e seguiamo per Cogollo del Cengio. Panorami al solito stupendi. Bene, siamo arrivati più o meno a Cogoglio e adesso seguiamo qua e andiamo verso Schio. Dopo Schio toccherà Pian delle Fugazze. Bene, abbiamo acceso l'action cam, passato l'ennesimo tornante e adesso andiamo a conquistare anche il Pian delle Fugazze
Abbassiamo un po' la visiera perché è pieno di insetti. Altro tornante qui davanti, quarto tornante del pian delle Fugasse. Pian delle Fugasse con la strada strapiena di curve tutte fattibili, comunque tutta una curva, è tutto un tornante. Qua siamo al quinto tornante alquanto strano. Tra 70 metri immagino ci sarà il sesto tornante, eccolo qui. Mancano 4 km all'arrivo al piano delle Fugasse. Obiettivo del piano delle Fugasse è anche mangiare qualcosa, perché è quasi mezzogiorno e inizio a avere fame. Settimo tornante. Ottavo tornante. Nono tornante. Decimo tornante. Undicesimo tornante. Tornante questo veramente facile, bello largo. Dodicesimo tornante. Quattordicesimo tornante. E siamo in Trentino Alto Adige, qui il punto in cui immagino parta qualche passeggiata. E siamo arrivati al pian delle Fugasse, passo pian delle Fugasse. Andiamo a parcheggiare. Bene, siamo sulla strada della Fricca. Strada della Fricca raggiunta, è abbastanza curvosa, non tantissimo, comunque abbastanza curvosa. Adesso ci dirigiamo verso il lago di Cardonazzo.
Anche il lago di Cardonazzo lo abbiamo visto e adesso andiamo verso Valsugana, poi Birreria Cornale e poi si torna a Bassano del Grappa. Bene, siamo arrivati a Valsugana e adesso puntiamo alla Birreria Cornale, deve essere dalle parti di Enego. Da Enego poi torneremo di nuovo giù a Bassano del Grappa e da Bassano del Grappa a Chioggia. Continuiamo per questa strada. Riassunto del giro fatto oggi: siamo partiti da Chioggia, arrivati a Bassano del Grappa, Congo, Asiago, Cogollo del Centro, mai sentito, Schio, poi una bella strada divertente del Plan delle Fugasse, Vallarsa, l'eremo di San Colombiano, strada dell'Africa un pochettino difficile da trovare. Poi ho fatto tutta quanta la Valsugana e sono tornato indietro a Bassano del Grappa. Ed anche per oggi è tutto quanto. Se il video ti è piaciuto metti un mi piace, un commento e se ancora non l'hai fatto inizia a seguirmi. Ciao ciao!